Questa è una grande operazione, penso sia l'operazione storica di questa amministrazione. Così la definisce il governatore del Veneto Luca Zaia, un'operazione da 1 miliardo e 400 milioni per azzerare i debiti della sanità, un prestito che la Regione riceverà dallo Stato con un tasso di interesse del 4%, 1 miliardo e 400 milioni tra quest'anno e il prossimo anno che andranno a soddisfare le spettanze di quanti hanno lavorato per le ULSS. Una boccata d'ossigeno per quelle imprese che da tempo avanzano i soldi dalla sanità e ora si trovano con l'acqua alla gola. Dietro alle imprese ci sono i lavoratori, penso alle cooperative per le pulizie, alle aziende che forniscono i pasti, a chi comunque alle grandi industrie che forniscono attrezzature. Avranno pagati i conti e quindi i lavoratori sanno che i loro datori di lavoro non avanzano più nulla dalla sanità del Veneto. 40 milioni gli interessi che la Regione dovrà pagare in più allo Stato, ma in questo periodo di difficoltà economica, secondo il presidente Luca Zaia, è un investimento da fare perché le aziende hanno più che mai bisogno di liquidità. Li abbiamo in cassa questi soldi, ce li abbiamo in conto corrente bloccati a Roma e Roma ce li presta per pagare i conti. È un'assurdità, però in questo momento noi non possiamo avere alcun nostro imprenditore che resta ferito in questa battaglia. Dobbiamo pagare i conti e poi con Roma ce la vedremo dopo. Domani il progetto di legge andrà in commissione e nelle prossime settimane le carte saranno pronte, quindi assicura il governatore nei prossimi mesi i debiti inizieranno ad essere pagati.